Circa 130 persone coinvolte nella strage di Ravanusa l'11 dicembre scorso e rimaste senza una casa, a circa 4 mesi dalla tragica esplosione, adesso lanciano un appello attraverso i microfoni della RAI per poter fare rientro nelle loro abitazioni. Si tratta dei proprietari degli immobili che non sono caduti e che hanno invece subito piccoli lesioni o danni parziali. Ma il loro rientro a casa non è così semplice. La zona di Via Trilussa, luogo dell'esplosione, è stata classificata R4, cioè a rischio frane e dunque inedificabile. Il comune di Ravanusa in meno di 3 mesi ha presentato il progetto di riqualificazione dell'area per un importo di poco inferiore ai 25 milioni di euro. È prevista la creazione di un polmone verde, una sorta di parco piazza della memoria. In una zona del centro, ma non la stessa del crollo, invece sorgeranno 45 alloggi da assegnare alle famiglie che hanno perso la casa. Il desiderio dei residenti, soprattutto dei proprietari degli edifici che hanno subito lievi danni, è però diverso. Vogliamo tornare nelle nostre case, costruite dai nostri genitori e dove siamo nati, hanno dichiarato alcuni di loro. Silvia Sazio, legale dell'associazione 10 come noi, chiede al comune di rivedere il progetto, tenendo conto degli immobili che hanno subito danni lievi e dunque di permettere ai proprietari di questi di potervi rientrare tranquillamente. Il comune però ha sottolineato l'impossibilità di edificare in quella zona e ha affermato di stare cercando degli alloggi agibili e abitabili.